Scatman's World. Bella raga, ciao del comandante veneziano. Fioi, siamo sesti a Singapore dopo la bella vittoria di Monza e il podio di Spa. Fioi prevede una gara difficile con pioggia anche verso la fine. Questo Gran Premio è sempre credibile, ma non possiamo più permetterci errori. Singapore, vai per un gran risultato. Vai ragazzi, andiamo per continuare la rincorsa dopo il ritiro di Hamilton clamoroso a Monza. Vai Fioi. Devo fare una gran partenza, devo rischiare anche qualcosa per non farli scappare via. Grande effetto, il primi secondi, che partenza, tipo Melbourne 2016. Mamma che partenza Beppe, mamma che partenza. Simply world class. Grandi ragazzi. Molto molto bene. Molto good, molto good. Dai, Fioi, spacchiamo tutto. Vettel però ha fatto qualcosa di meraviglioso. Bravo Seb. Molto bene Seb. Qua non abbiamo un buon passo, però non da vittoria in realtà. Speriamo bene. Qua se abbiamo molta concentrazione, ragazzi, non si può commentare tantissimo perché come Monte Carlo basta un errore e ciao. Perché voglio il secondo titolo consecutivo, lo pretendo, cazzo. Primo giro andato, ne restano 30. Gara eterna qui a Singapore. Perché il primo settore è quello più favorevole per me. È qua che devo fare, che posso tentare l'attacco. Due Ferrari e due Mercedes, bellissimo da vedere così, speriamo però sia il risultato anche finale. Attento Kuma, bravo. Perché siamo a caccia di Seb, del nostro compagno di squadra, del nostro bibitaro preferito. Dai. Ok, non stiamo girando malissimo. Dai, dobbiamo dare tutto adesso. Dai. Buono. Come ci prova Vettel deve rompermi i coglioni, siamo compagni di squadra, bellissimo sorpasso. Siamo primi ragazzi, non dobbiamo sbagliare. Non dobbiamo fare la cagata dell'Azerbaijan. Quell'errore ci è costato veramente tanto. Sarebbe bello vincere a Singapore, ma stiamo calmi. Manca ancora troppo. Tanto Hamilton è secondo, supera il Bibitaro. Cazzo, questa non ci voleva. Grande Hamilton.
Grande Gigi Hamilton, purtroppo è un po' Gigi. Maledetto Hamilton. Dai fiori, dai. Però non ho un passo meraviglioso in questo istante. Il passo non è certo devastante, purtroppo. Però il Cume ci prova. Dopo arriverà anche la pioggia e quella romperà molti coglioni. Pioggia leggera in arrivo entro 15 minuti. Entro 15 minuti, pioggia leggera, che dovrebbe durare per un po'. Ok, altro giro andato. Grosjean fuori, virtual safety car, ragazzi. Hamilton e Rosberg sono già andati ai box. Io voglio aspettare la pioggia, ma sarà durissimo. Sono già al 60%, 70% addirittura le gomme. La stiamo rischiando. Nasr squalificato intanto. Abbiamo anche Nasr squalificato. Nasr squalificato, un po' di gente ai box. La virtual safety car sta per finire, tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Ok, green flag. E così insomma i colpi di scena sono qua. Grosjean e Nasr ritirati, uno per ritiro, uno per squalifica. Le due Mercedes sono già andate ai box. Vediamo chi ha ragione con la strategia. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? D'accordo. Sì, ma tanto. Aspetta un attimo. Ecco. Mi sono perso le previsioni. No. Ma Dio Cristo, scusate ragazzi. Voglio sentire le previsioni di Giuliacci. Temporale entro 15 minuti. Come temporale. Vedete, pioggia leggera entro 5 minuti. Box a questo giro. Attenzione, le previsioni forse sono cambiate. Forse non arriva la leggera ma arriva il temporale. Non si capisce più niente, previsioni strane. Previsioni molto strane. Mamma, sto rischiando troppo forse. Stiamo rischiando veramente tanto adesso. Ma la pioggia ancora non arriva. Attenzione, la Ferrari è là. Siamo molto attenti. Attenzione, Vettel mi colpisce il deficiente. Pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Fanculo Vettel. Devo andare ai box. Ancora, ma è un coglione Vettel. Comincia leggermente a piovere. Comincia a piovere, ma è proprio leggera. Comincia una leggerissima pioggia. È impensabile mettere l'intermedia adesso. Dio. In arrivo fra meno di 10 minuti. Ok, arriva un temporale grosso 13 minuti. Io la devo rischiare, io la voglio rischiare. È l'unica chance per vincere purtroppo.
Le gomme non mi tengono più, ragazzi, le gomme non mi tengono più. Mamma mia, la gomma non mi tiene più, devo fare almeno un altro giro. Fioi, è impossibile, 82% di usura. Vabbè. Al prossimo giro vado ai box. Ragazzi, giro da panico, veramente, lasciamo perdere, però forse l'ho azzeccata, andiamo di intermedie. Buono, 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 tutti con l'intermedia, ma io ho fatto una sosta in meno, ragazzi. Ho fatto una fottutissima sosta in meno, bravo Kume. Bisogna che speriamo che adesso gli altri non aspettino le full wet, ma non credo. Mamma mia, come viene giù, è previsto anche un temporale più grosso tra poco. Mamma mia, Singapore è sempre una gara ad alta tensione, ragazzi. Vai, raga. E adesso vai di miscelotto grasso e dobbiamo recuperare. Adesso sarà dura con la pioggia. Problema per Sebastian, cazzo. Penso che dopo col temporale si passerà alle full wet, secondo me. Però forse intanto ho azzeccato le Mercedes, hanno le soft, devono ancora fare la sosta. Secondo me l'ho azzeccata. Buono, guarda come sta venendo giù la pioggia. Ho tenuto per 13 giri le ultra soft. Veramente genialata comendiana proprio. Genialata allo stato puro. Mi sto recuperando sugli altri che hanno le gomme d'asciutto. Sì, se recupero, sono lentissimi. Devono andare ai box per forza e sta diluviando ormai. Meteo pazzo. E qua me li pappo tutti adesso. Direi che queste gomme vanno ancora bene. E adesso me li pappo tutti. Bye bye. E siamo in prima posizione. Dominio puro, grandissimi. Che ho ritardato la sosta come un pazzoide. Era andata bene. Adesso secondo me abbiamo tutto in mano. Tutto in mano del Kume. Classifica pazza con Perez secondo e Palmer terzo. E tra poco è la domenica delle Palmer. Siamo a metà gara, fioi. Mi dispiace, per ora non ho queste informazioni. Ok. C'ho con la pioggia, stiamo andando alla grande. Poi abbiamo una Force India dietro, quindi very good proprio. No. Che rischio. Possiamo perderla solo noi, raga. Come a Baku. A Baku è andata male, qua deve andare bene. Guarda come viene giù, raga. Guarda come viene giù. Buono. Buono, sono concentratissimo, ragazzi, se non commento tantissimo è per quello.
Sarebbe fondamentale una seconda vittoria consecutiva. Stiamo sfruttando un meteo pazzo. Un meteo super crazy. Rosberg ritirato, Nicolino ritirato. Ritiro anche per Nico. Era meglio Hamilton, ma pazienza. Ritiro anche per Rosberg. Safety car però ancora non è presente. Sarebbe molto negativo, non voglio assolutamente la safety car. Non ci conviene proprio adesso, ritorno in corsa Gigi. E noi non vogliamo Gigi. Noi vogliamo dominare la gara, appunto. Molto bene. Dai che stiamo massacrando tutti per adesso. Rosberg ancora fermo, la safety car non esce. Dai, ti prego, vai via Rosberg. Portate via il rottame della Mercedes. Ok, fuori. La macchina di Rosberg è andata via, per fortuna. Tipica pioggia di Singapore, questa un po' curiosa. Ragazzi, situazione difficile. Tra 7-8 minuti finisce l'acquazione, arriva pioggia leggera. Ma lo metto, mi consiglia di mettere le full wet. Non so veramente che fare. Tanto Hamilton era terzo, adesso è quarto, non so se è esatto dai box. Eh sì, è andato ai box Hamilton prova le full wet. Sì, però in realtà vediamo. Tutti vanno ai box per le full wet. Tutti vanno ai box per le full wet. Tutti provano le full wet. La pioggia si sta accumulando, un po' come la neve. Lasciatemi questa cagata come indiana, questa licenza poetica. Vabbè, a sto punto andiamo di full wet anche noi. Sì, facciamo più fatica. In realtà potrei tentare ancora, però vedo che la pioggia continua in devastante. Dopo qui ci vorrà un po' perché mamma mia, sì, sta diluviando. Siamo ai box, Fioi, full wet. Guarda che diluvio. Non ci riusciamo a mantenere il primo posto, credo di sì. Ok, torniamo ai primi. Sì, pioggia veramente pesante, ragazzi, pozzanghere belle e cattive. Mamma mia come viene giù. Viene giù in maniera devastante. Adesso mancano 10 giri. Ragazzi, si ritorna ai box per le intermedie e Hamilton ha fatto una rimonta incredibile al secondo. Gigi. Anche Gigi ai box, bene. E adesso Fioi posso solo mangiarmela io la vittoria.
ragazzi. E adesso andiamo a vincerla. Bisogna vincerla, raga. Anche se purtroppo recuperiamo poco perché Hamilton è secondo. Buono, buono, buono. Siamo ancora convinti di avere le gomme giuste. Sì, bene, possiamo mettere le gomme da asciutto, dai, cazzo. Tutta la gara così, cazzo. Quasi tutta la gara con la pioggia alla fine. Molto bene, dai, Hamilton mi sembra dietro comunque, Gigione, sì, Gigione è dietro, 6 secondi di vantaggio su Gigione, quanto godo. No. Dai. Perfetto. Altro giro andato. Mettiti di bruciarne un po' se serve. Che mi sta piacendo, sembra una vittoria fondamentale, cazzo. A livello di morale proprio. Vettel purtroppo è disastroso. Stiamo sviluppando un'altra parte della monoposto, speriamo di migliorare anche Vettel perché non va bene così. Vettel che è veramente una perturbazione incredibile. E Perez terzo, veramente very compliment. Eterna questa gara, eterna. Mamma mia, la gara eterna. Ragazzi, siamo nel corso dell'ultimo giro, gara iper tranquilla. Un po' meno di Monza, ma ho azzeccato la strategia, l'ho proprio azzeccata, non piove più ormai. Complimenti però a Hamilton che era molto indietro dopo lo sbaglio della strategia e adesso si ritrova secondo. Ok, mi fa piacere. Lei è proprio un gran cume. Sta maturando il secondo successo consecutivo dopo Monza. Come ho detto, da Spa è iniziata la mia carriera dopo purtroppo tanti ritiri, 4 in 6 gare. Adesso stiamo recuperando, speriamo non sia tardi. Ci sono ancora gare favorevoli per fortuna, altre un po' meno, però la voglia di fare bene c'è. Però non possiamo più sbagliare. Neanche Hamilton però può sbagliare tanto ormai. Pochi chilometri e sono 2 vittorie consecutive. Sono molto concentrato, ragazzi, scusate, ma qua veramente basta un niente. Dai, ultime curve pericolose. Dai, come regalaci il The Dream.
Vai Come, ultima curva. E la Ferrari vince, il Come vince. Ritorniamo in corsa alla grandissima per il mondiale. Yes! Assolutamente fantastico. Yes, yes, yes. Woohoo! Grande vittoria. Grande anche Perez, cazzo, Hamilton secondo. Mondiale riaperto, siamo a meno 20, siamo a più 20 da Rosberg. Molto bene, raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!